Da oggi il Friuli Venezia Giulia torna in zona arancione, ma la giornata uggiosa e le perenni nubi grigie all'orizzonte preoccupano alcune categorie economiche. Tra questi i titolari di centri benessere e sport. Eppure gli investimenti per rispettare le direttive e garantire al cliente il servizio nella massima sicurezza ci sono. Da Roma, non che Trieste rida, si tentenna sul pigiare il tasto verde. Le spese ci sono e le entrate ciao. La parola a Stefania Piccinin, titolare del Cosmic Center a Pordenone. Speriamo di poter riaprire al più presto, ma purtroppo per il momento non abbiamo nessuna comunicazione o spiraglio di aperture imminenti purtroppo. Ci siamo adeguati ai protocolli che ci avevano richiesto e abbiamo fatto un protocollo adeguato ovviamente al nostro centro, abbiamo adottato tutte le misure possibili per poter garantire ai nostri clienti la massima sicurezza. La speranza è quella di poter riaprire il prima possibile. Noi speriamo di riaprire più presto, io come tutto il mio settore ovviamente, al più presto. Quello che ho sempre cercato di dare al cliente è proprio uno stato di benessere sia fisico che psicologico. Quindi spero di poter riaprire al più presto proprio per riprendere, dare anche alle persone ovviamente un po' di serenità, cosa che in questi mesi è mancata a tutti quanti. Sempre adeguandoci, ripeto, e sempre attenendoci a dei protocolli di sicurezza. Domanda chiara e trasparente. Se le arriva il via libera per riavviare la macchina, lei è pronta a inserire la chiave? Io sono pronta per riaprire, certo, sì, perché ci eravamo già adeguati prima nella riapertura dopo il primo lockdown con tutti i protocolli, mettendo sicurezza, palestra con disinfettanti, distanziamento, mascherine, registri dove registravamo le persone che entravano e uscivano, anche col numero di armadietto, che anche gli armadietti venivano disinfettati prima e dopo l'utilizzo. Le docce uguale. Ogni persona quando utilizzava la doccia era già sanificata e veniva sanificata anche dopo. Quindi ci eravamo già adeguati ai protocolli. Sono disposta ad adeguarmi a ulteriori norme di sicurezza pur di poter aprire più presto. Senta, questione ristori, com'è andata? Ristori ci hanno dato dei sostegni, ma purtroppo non sono adeguati alle perdite che abbiamo subito.